Uno dei temi caldi di queste ultime settimane, l'abbiamo affrontato più volte, lo cerchiamo di affrontare sentendo anche i vari attori che partecipano alla questione del super bonus. Oggi parliamo del settore delle costruzioni, nella fattispecie, che ha trainato la ripresa fino adesso, dopo la pandemia, spinto appunto dagli stessi bonus. Ora sono gli stessi bonus che traballano, pensiamo proprio al super bonus, passa dal 110% al 90%, con alcune delimitazioni, a minare le fondamenta di questo settore. Lo avete visto prima, insomma, in pensione, Roberto Contessi, presidente dell'ANCE del Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuto a trovarci, occasione giusta anche nel caso in cui vi troviate impantanati in mezzo a queste agevolazioni, visto che scadono per quanto riguarda le villette, c'è una proroga comunque di 3 mesi, ma scade se non sbaglio anche la CILA, no? Per quanto riguarda i condomini. Lì bisogna più o meno capire, perché adesso cerchiamo di capire meglio, ecco. L'occasione, dicevo, giusto per mandare anche messaggi, qualora non sappiate bene dell'argomento, 345 9956 897. Allora, cerchiamo un po', appunto, Contessi, magari lei, essendo del settore, riesce a capire anche meglio quali sono le scadenze, cosa cambierà, cosa succederà nei prossimi mesi. Diciamo che anche se tutto è in addivenire, perché il Parlamento potrebbe riservare altre sorprese, perché il Governo ha detto una cosa, il Parlamento poi ne decide altre. Sì, diciamo che la linea è stata tracciata, adesso bisogna capire con gli emendamenti cosa succederà. Diciamo che il grosso shock è la cancellazione per tutto il prossimo anno del super bonus condomini. Mentre per le villette che scadeva il 31 di quest'anno si parla di una proroga di 3 mesi. Adesso bisogna capire cosa succederà, noi come associazione ci stiamo muovendo in tutte le sedi sia locali che nazionali perché una decisione di questo tipo creerà degli scompensi e delle problematiche non da poco. Esattamente cosa potrebbe succedere? Cosa avete stimato voi? Ma allora, partiamo dal presupposto che noi siamo una categoria che viene sempre tirata in ballo quando c'è la spesa, ma non quando c'è magari il ritorno. Lo Stato parla chiaramente di cassa, quindi dice i soldi che il super bonus mi drena in un anno non posso metterli a bilancio, giusto? Però in tutte le buone famiglie si vede se i quattrini che io investo in un certo modo il prossimo anno mi danno un ritorno. Il super bonus dà un ritorno notevole perché provate solo a pensare che non c'è un dipendente del settore edile disponibile sul mercato, le casse integrazioni sono sparite, tutte le imprese lavorano, quando lavoriamo noi lavorano tutti perché il nostro mestiere è il volano dell'economia e quindi... Parliamo di uno settore che era più in crisi nel periodo pre-pandemico. Assolutamente, noi venivamo da 10 anni abbondanti di crisi dove abbiamo perso una generazione anche di ragazzi che non si sono avvicinati al nostro settore per questo motivo, quindi in questo momento di risalita ci sono state queste iniziative del super bonus che avevano dato una boccata di ossigeno insieme anche ai lavori pubblici che erano ricominciati a ripartire. Adesso questa mazzata onestamente ci dà forte preoccupazione, ma la cosa che noi non riusciamo a capire è perché si vuole andare a intervenire sui condomini che principalmente sono occupati dalle fasce medio-basse di reddito della popolazione e si continua a lasciare le casette per 3 mesi dove c'è sicuramente una proprietà che ha disponibilità finanziarie superiori. Peraltro lo stesso ministro Giorgetti aveva detto troppi soldi in mano di troppe poche persone. Sembra paradossale. No, ma il ministro Giorgetti purtroppo parla ma non va a vedere le statistiche perché purtroppo se fosse come dice lui i problemi non sarebbero nati. Invece facciamo un rapporto a livello regionale. A livello regionale noi abbiamo 7% di interventi su 1 miliardo circa di super bonus, sui condomini il 93% sulle villette. È chiaro che il 93% delle villette vuol dire un'enorme quantità di cantieri, con un'enorme quantità di ditte, molte volte improvvisate, molte volte, troppe volte vorrei dire anche nate solo per lo scopo e che in tantissimi casi hanno raggirato i cittadini. Infatti adesso varie associazioni chiedono il rinnovo perché molti hanno preso degli acconti e non si sono mai presentati a fare i lavori. Quindi il ministro Giorgetti dovrebbe capire che se avesse regolamentato meglio e quindi avesse dato priorità ai condomini che sono i veri energivori, quindi sono i veri obiettivi da
andare a rinnovare se vogliamo raggiungere consumi sia di CO2 che di energia molto inferiori e non certo le casette. Ma soprattutto avrebbe dovuto dedicare, dato che sono soldi pubblici, dovrebbe aver dovuto dedicare a questo tipo di iniziativa la stessa legge che c'è nei lavori pubblici, dove se un'azienda non è strutturata non va a lavorare. C'è chi dice però che il super bonus ha portato a una speculazione dei materiali. Questo è vero parzialmente. E poi ci sono le truffe. E poi c'è la partita di No, facciamo chiarezza. Allora, il super bonus ha una percentuale di truffe intorno al 2%, che è fisiologica in tutti i settori dell'economia italiana, perché purtroppo il 2% dobbiamo metterlo in conto che il furbacchione arriva. I bonus che hanno avuto le truffe sono quelli più che altro dedicati alle facciate. Perché? Perché il legislatore, anche in questo caso in maniera molto sprovveduta e molto dilettantesca, è passato da un bonus che era recuperabile sull'IRPEF dei cittadini, quindi io dovevo avere un reddito e scalare il bonus sul mio reddito, quindi mi ritornava in 10 anni quello che avevo speso attraverso le imposte. Se tu questo bonus qui lo consenti di monetizzare come era il super bonus e non metti nessun controllo, è ovvio che uno fa un pacco così di fatture false, va in banca, le banche non chiedevano niente perché la normativa non lo prevedeva e quindi specialmente Poste Italiane ha fatto qualche miliardo di buco, ma il super bonus non c'entra niente. Perché adesso c'è a rischio anche la cessione di credito, oltretutto. Quello è Questo è il blocco da parte proprio di Poste Italiane, l'ha citato, insomma rischia di mettere a rischio tante persone. Poste Italiane l'ha bloccata perché ha preso talmente tanti miliardi di truffe che onestamente... Non è l'unica però. No, però diciamo è l'attore principale. Allora noi come associazione a livello nazionale stiamo vedendo col governo se ci consente di poter intanto interloquire, non noi direttamente, ma dovrebbe farlo il governo, con le società statali, no? Perché le società statali potrebbero comprare i crediti visto che hanno un sacco di dipendenti, pagano imposte, quindi quello potrebbe aiutare. In altri casi ci sono delle problematiche perché adesso se si parlava di un super bonus a 5 anni dove le banche dicevano sulla carta che pigliavano un 8-9%, adesso siamo al 25%, perché anche il costo del denaro è salito. Poi ci sono molti speculatori purtroppo che vanno a cercare le aziende che hanno il cassetto fiscale diciamo bello pieno di questi crediti, non hanno la liquidità e quindi vanno a cercare di fare opere, fra virgolette, di strozzinaggio che onestamente in un paese come l'Italia non va tanto bene. Cioè il vero bene. rischio questo, anche per Venezia Giulia, di usura? Sì, sì. No, è un rischio a livello nazionale. L'unica cosa che io posso dire, perché è vero che un imprenditore deve mettere una base di rischio nella sua attività perché sennò fa il lavoratore dipendente. Io credo che molti purtroppo si sono fatti affascinare da questa idea di poter andare a lavorare, dare lo sconto in fattura e poi cedere il credito. Molti purtroppo non si sono garantiti di avere la cessione sicura e hanno detto ci penserò dopo e quelli sono rimasti purtroppo fregati perché nel frattempo si è scoppiato questo volano e con le truffe soprattutto e i crediti si sono incagliati. Allora, chiedo alla regia, lo vedo già in sovrappressione, grazie a Fabio Di Bernardo e a Chiara Miscoria, che mi mettono in onda adesso, tra poco un'ultima ora, proprio parla Ciriani, oltretutto il nostro ministro, sì, che dice daremo più tempo per lo sconto e la cessione per il super bonus. Questa è l'ultima ora in questo momento, ha parlato il ministro ai rapporti del Parlamento, a una question time rispondendo a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle. Sì. Le misure sul super bonus che saranno contenute, lo leggo nel DL Aiuti Quarter, saranno volte a consentire a determinate condizioni che le cessioni del credito e gli sconti in luogo del corrispettivo dovuto a chi effettua interventi edilizi di efficientamento energetico possano essere ripartiti in un lasso temporale più ampio di quello già previsto a legislazione vigente. Sembra che si vada avanti però sempre a tentativi. Sono palliativi, perché se io mi dà l'idea anche, scusi se la interrompo con te, se poi può lei fare il suo esame insomma, di quello che appunto abbiamo dato come ultima ora, e che si vada appunto per palliativi, tentativi, però questo porta anche a una speculazione dopo sui materiali, perché lo facciamo sempre all'ultimo secondo in Italia, all'ultimo secondo prendiamo sempre un provvedimento, non c'è un super bonus che uno dice lo faccio per 4-5 anni per cui si dà del tempo, si fa sempre alla fine. Allora, la cosa qual è? Il problema? Tempi stretti ovviamente favoriscono le speculazioni
diciamo, favoriscono l'aumento del costo dei materiali, perché il materiale, quando cresce la domanda, chiaramente l'offerta si sistema su valori più alti. Quello che dice il Ministro però è un palliativo che non serve a niente, perché se io ho il cassetto fiscale pieno, faccio tutto meno che pensare di prendermi altri crediti, anche se li posso diluire. Il problema è che qui adesso non compra nessuno i crediti, ma non perché hanno il cassetto fiscale pieno, perché non si fidano. Cioè, poi, tra parentesi, oggi dobbiamo che capire che chi è andato a lavorare un anno fa e pensava di lasciare a chi gli acquistava il credito, come dicevo prima, 10-15 punti, adesso deve lasciarne 25. Quindi un'azienda edile con un 10% di delta rischia di saltare per aria, perché non abbiamo le marginalità che possono avere nel commercio, che possono avere nella manifattura, noi abbiamo grandi numeri ma marginalità ridotte, quindi questo non serve a niente, questo è inutile. Diamo invece un occhio ai dati che ci arrivano direttamente dal dossier del Censis. Dossier del Censis che parla di 900.000 unità di lavoro grazie ai vari bonus tra dirette e indirette, però parla anche che chi ha approfittato di più, diciamo, dei bonus nell'ultimo periodo rispetto all'anno precedente è il Meridione col 23%, se non sbaglio, eccolo lì, l'aumento è stato pari anzi al 25%. Sì, perché erano rimasti abbastanza fermi i primi anni. Il Nord-Est è 18,5%. Perché non si trovano imprese. Io ho richieste per decine di milioni di interventi, adesso spariranno perché se cancellano il bonus è finita, ma ogni giorno si rinuncia perché non c'è gente, non ci sono imprese che hanno il tempo di andare a eseguire i lavori. No? Allora, parleremo tra poco anche della ricerca della manodopera, a proposito, Contessi. Sì. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco, 2 minuti. Bentornati in diretta con Screenshot, vicino a me Roberto Contessi, presidente dell'ANCI Friuli Venezia Giulia, perché parliamo di costruzioni, del super bonus, e l'abbiamo affrontato in lungo e in largo nella prima parte di questa puntata. Io volevo sapere, oggi uno dei temi che abbiamo affrontato nel nostro telegiornale riguarda l'inflazione, più 12% in un anno è tanta roba. Tantissima. Tanto, è più 3.000 euro per ciascuna famiglia, se dovessimo fare una famiglia con 2 genitori e un figlio. 80.000 persone, leggevo oggi sul giornale, che rischiano di non pagare le bollette. Questo è un tema preoccupante, questo è un tema d'attualità che però ha delle ricadute dopo anche nel vostro settore. Stamattina, quando ho acquistato il giornale, ho visto la prima pagina, ho detto finalmente qualcuno si concentra col vero problema. Allora, tornando al discorso di prima, super bonus, non lo dico io, lo dicono gli studi che stanno uscendo adesso, perché il nostro settore purtroppo è un settore che è sempre un po' colpito e bistrattato. Perché? Perché noi siamo industria, ma l'industria non ci considera tali. Quindi noi siamo sempre a ruota di scorta, noi sui tavoli economici non andiamo mai. Per fortuna adesso con la nuova presidenza nazionale riusciamo ad avere un ascolto maggiore e quindi abbiamo anche una visibilità maggiore, perché noi punteremo ad essere su questi tavoli quando fanno le leggi, non perché vogliamo direzionare a vantaggio nostro, Ma dire la vostra. ma dare dei consigli, perché il nostro settore, se uno non c'ha i piedi dentro, può essere il più bravo del mondo, è impossibile che faccia una norma e queste cose che sono nate col super bonus lo dimostrano. L'Europa ci dice 2030-2050 l'Italia dovrebbe rigenerare tutto il suo patrimonio edilizio. Facendo 2 conti sarebbe un condominio al mese, impossibile. Se noi togliamo il 110, questo noi non lo faremo neanche nel 3050. Perché? Il giornale di oggi cosa dice? La gente comincia ad avere problemi. Certo. Teniamo conto, io oggi ho parlato con un amico che ha un alloggio che è stato oggetto di super bonus. Lui mi ha detto che fra un anno e l'altro 50% risparmiato secco sull'energia, sia elettrica che riscaldamento. Questo vuol dire in linea di massima 100-150, dipende dalla dimensione della parte, 100-150 euro al mese per tutta la vita in più in tasca. Allora io credo che questo sia molto più utile a una famiglia. O quantomeno andare a pareggiare col caro bolletta, perché sennò si ritrova il doppio. No, io parlo già col caro bolletta. Okay. Ecco, io dico, credo che sia una forma molto più dignitosa di dare sostegno alle famiglie, ripeto, reddito medio-basso, che sono quelle, pensionati,
che occupano il 50-60% dei condomini, che non potranno mai fare un debito, perché già, come scrive il giornale, non riescono a pagare le bollette. Quindi noi ci troveremo, se non capiamo questa cosa qua, ad avere una guerra civile, perché se leggete sull'articolo, già hanno fatto degli emendamenti che non possono staccare il gas o la corrente. Quindi figuriamoci qua cosa sta arrivando addosso alle famiglie. Senza contare che sono al mutuo, pagava l'1,5, adesso mi sembra che viaggia intorno al 4%. Quindi io credo che anche in questo caso una rivalutazione di quello che è stato pensato è doverosa, perché noi dobbiamo non dare questa elemosina del bonus 500 euro, 400 per pagare una bolletta, perché pago una bolletta e dopo io credo che se c'è un progetto a più lungo termine. Io credo che se al cittadino gli diamo la possibilità di fare delle opere che non sono mai a costo zero, ma mettendo una cifra che una famiglia può investire, gli diamo una soluzione più dignitosa, il cittadino è più contento, si sveglia la mattina più felice e si trova comunque 100 euro almeno in tasca in più al mese. Sì. Credo che sia una scelta politica questa da prendere in considerazione perché è obbligatorio ormai. Allora, a proposito di rincari, di inflazione, andiamo a vedere, sempre con la regia, per esempio l'incremento della variazione tendenziale dei prezzi di produzione. Adesso non so se magari le ha mai dato un'occhiata, ma magari le saprà a memoria, no? Dalla malta al cemento, sì. Da un 10% a un 47% per quanto riguarda il cemento, al 17% per quanto riguarda il parquet. Sì, allora, dobbiamo dividere le cose, no? Perché anche lì si fa tanta ideologia, però dopo bisogna andare e capire i motivi. Noi siamo un paese che non ha materia prima, quindi la materia prima il prezzo della materia prima è determinata da diciamo, dinamiche internazionali, quindi acciaio, legno, materiali derivanti dal petrolio, non decidiamo noi la base di partenza, noi possiamo incidere sul costo della manodopera, ma alla fine non siamo molto noi che guidiamo, ma guidano altri. Quindi noi abbiamo una serie di materiali che l'aumento non dipende tanto dall'aumento del lavoro, ma di tutti i problemi internazionali che ci sono, guerra Russia-Ucraina, l'Ucraina era uno dei principali fornitori di acciaio europeo, quindi abbiamo un grosso problema lì, il settore alimentare ha lo stesso problema. Poi ci sono altre lavorazioni che hanno subito una speculazione netta. Perché? Perché in certi casi si è permesso a ditte che facevano le subappaltatrici di andare a lavorare direttamente, quindi le imprese più strutturate non hanno più personale per fare, non so, i capotti, per dire, che sono tanto di moda. Parleremo anche dei personali. Allora, questo cosa succede? Questo è la manodopera che ti incideva su un metro quadrato 28-30 euro, adesso ti chiedono 50. Perché? Perché c'è tanto lavoro, ti dicono vuoi così? Bene, se no vado da un'altra parte. A proposito di personale, allora mi stanno scrivendo alcuni telespettatori che dicono solo che c'è un tasso di interesse pazzesco nelle banche, mi dicono. Si lamentano per quello in questo momento. Ovvio perché? No, poi posso rispondere perché sono già in due telespettatori che mi dicono. Ma se signori, è normale. Okay. È brutto da dire, ma purtroppo quando cresce l'inflazione il costo del denaro aumenta. Allora, a proposito di manodopera di cui parlavamo prima, la scorsa settimana sono andato a intervistare per esempio il direttore del CEFS, Centro Edile Formazione e Sicurezza, il quale mi ha detto, nel primo anno di corso ci sono 26 nuovi iscritti, ma il dato principale, perché 26 può sembrare poco, alla fine per un ricambio generazionale me lo spiegherà lei meglio, ma su 26, 24 sono italiani e 2 stranieri. Anche questa è un'inversione di tendenza, immagino, come lo prendete voi? È un'inversione di tendenza netta, io questo dato ringrazio. Lo scopro da lei. Sì, lo scopro adesso, lo ringrazio, non lo sapevo, perché generalmente questi corsi negli ultimi anni erano ad appannaggio totalmente degli stranieri. Evidentemente gli italiani, i friulani riscoprono il mattone anche come professione. Cosa succede? Non è un discorso che lo straniero non va bene e l'italiano va bene. Noi purtroppo veniamo da una cultura che è diversa da tutta Europa, quindi non stiamo facendo discorsi di etnia o comunque di derivazione, diciamo che uno dell'est oppure il tedesco o magari il francese. Come in Italia non si lavora in nessuna parte del mondo. Il livello di finitura che hanno le case italiane non ce l'hanno da nessuna parte, soprattutto a questi costi qui.
In altri paesi la casa ha un valore molto inferiore come valore bene principale. Da noi siamo all'87%, che è quello che ci sta salvando in questi anni, perché sennò saremmo tutti, cioè il paese avrebbe problemi molto più grossi. Quindi qual è il problema? Che se noi abbiamo una manodopera di scuola italiana ha un'attenzione diversa, perché cresce con una cultura diversa, non è né un pregio né un difetto, è uno stato delle cose, ogni paese ha le sue peculiarità. Quindi questo dato qua è importantissimo, noi con l'assessore Rosolén stiamo valutando e stiamo studiando un programma per andare a parlare anche ai ragazzi a scuola, perché dopo anni di problemi anche salariali, noi possiamo dire tranquillamente che un ragazzo che entra nel nostro mondo, primo stipendio, quindi non sa fare niente, adesso diciamolo, cioè, primo ingresso, cioè prima esperienza, prende circa 1.500 euro netti al mese, che se aggiungiamo un po' di oneri di trasferta, che noi abbiamo le trasferte dopo 5 km, quindi è facile andare in trasferta, magari riesce a portare a casa 100-200 euro. Quindi credo che sia uno stipendio dignitoso, il nostro mestiere ormai si è modificato, la digitalizzazione sta entrando piano piano anche nel nostro settore, non siamo più quelli brutti, sporchi e cattivi, quindi credo che potrebbe essere una soluzione, perché studiare, andare all'università per poi dover magari andare ad operare in studi professionali a partita IVA con stipendi ben più ridotti, non so se a questo punto qua vale la pena, perché qualche volta sembra fantascienza, ma ci sono dei professionisti che lavorano nel settore del cartongesso, delle pitture, cioè che vengono cercati da tutta Europa, quindi fanno il prezzo che vogliono. Senta, le chiedo ultime cose, sì. È giusto puntare sul fotovoltaico? La Regione adesso metterà anche una pioggia di soldi, diciamo, per privati, leggevo oggi anche per le aziende. Assolutamente, in questo momento qui, anche perché i nuovi pannelli hanno una redditività nettamente superiore di quelli della prima generazione, quindi io invito tutti quelli che possono farlo ad utilizzarlo, perché è un sistema in primo luogo per risparmiare qualche euro alla fine del mese nelle bollette. Molte volte porta... Chi ha il tetto a nord però cosa deve fare? Beh, ma allora cosa dovrebbe fare? No, d'accordo, è un po' penalizzato, esatto. ma non è che si parla di comunità energetiche, no? Sì, si possono fare tra i privati. Si possono fare, ma queste sono idee che l'ANCI aveva portato avanti già in periodi non sospetti, ma tutti ci facevano una risata. Noi abbiamo tante volte detto, ma scusate, Udine, ci sono un sacco di condomini alti che sopra non hanno niente. Facciamo un parco cittadino fotovoltaico e distribuiamo l'energia. Tanto tu quell'astico solare non lo utilizzi. Sì, sì. È una cosa molto semplice. Però, tornando al discorso del cittadino normale, se ha la possibilità di utilizzare il fotovoltaico, dopo cosa fa? Cambia anche la caldaia, magari lavora in pompa di calore, non ha più, cioè non contribuisce più all'aumento dell'inquinamento. Cioè ci sono tante piccole cose che il fotovoltaico indubbiamente aiuta a risolvere. Grazie mille Contesi per essere venuto in trasmissione. Grazie a voi. E noi ci vediamo, domani Screenshot continuerà, sempre solita ora, 19:45. Grazie a tutti, buona serata.